Erano affezionati al loro lavoro, amavano quei luoghi in cui si recavano da anni. Adesso chiediamo a gran voce giustizia. Queste le parole dei familiari dei due operai morti sul lavoro ieri alla diga Furore di Naro in provincia di Agrigento. Due nuove morti bianche vanno ad aggiungersi alla lunga lista di tragedie che hanno profondamente segnato ed innalzato il livello delle statistiche. Ieri mattina Francesco Gallo, 61 anni compiuti giovedì scorso, originario di Naro, e Gaetano Camilleri, 55 anni di Favara, si erano incontrati alle 8. Doveva essere un giorno come tutti gli altri. Un'ora dopo i due operai, dipendenti della diga di proprietà della regione Sicilia, che stavano eseguendo lavori di manutenzione agli impianti idrici, sono precipitati da più di 20 metri d'altezza. Il montacarichi è crollato, il cestello e i due uomini sono volati giù, finendo all'interno del sovrappieno della diga. Una cisterna chiamata calice, una vasca a forma di imbuto usata per la raccolta delle acque piovane, che però era vuota. A causare l'incidente pare sia stata la rottura di una catena, ma dalle prime ricostruzioni sicuramente non sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. Il macchinario montacarichi, secondo investigatori ed inquirenti, non sarebbe stato tecnicamente adeguato ed è ceduto. I primi ad arrivare sul posto, i vigili del fuoco, un elicottero del 118 e i carabinieri della locale tenenza guidati dal comandante Francesco Lucarelli. Il medico legale ha effettuato i primi rilievi calandosi all'interno della cisterna dove ha constatato la morte per schiacciamento dei due uomini. A recuperare i corpi il nucleo speciale del SAF dei vigili del fuoco. La procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, ha aperto un'inchiesta. Gaetano Valastro, 52 anni, di Catania, dirigente regionale del Dipartimento Acque e Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, e Francesco Mangione, 53 anni, di Raffadali, titolare della ditta che si occupa di manutenzione degli impianti della diga Furore di Naro e datore di lavoro delle vittime, sono indagati per duplice omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche. Il PM Salvatore Vella, titolare del fascicolo, ha disposto l'invio sul posto degli uomini dell'Ispettorato del Lavoro e dell'ASP. I carabinieri hanno sequestrato l'area e stanno acquisendo tutti gli atti. La diga di Naro, come detto, è di proprietà della regione. È un bacino artificiale costruito a cavallo tra gli anni 80 e 90 sul torrente Burraito e destinato alla raccolta di acque provenienti dal fiume e destinata all'irrigazione delle campagne. In seguito alla tragedia non tarda ad arrivare l'intervento del presidente della regione Rosario Crocetta. Non si può morire di lavoro, chi ha delle responsabilità deve pagare, sono vicini ai familiari, sapendo che nessuna parola potrà lenire il loro dolore. Nominerò immediatamente una commissione regionale d'inchiesta per accertare le responsabilità, giustizia deve essere fatta. E 2 giorni addietro, in occasione della 67esima giornata delle vittime per gli infortuni sul lavoro, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva lanciato un monito sugli incidenti mortali sul lavoro. Troppo numerosi sono i casi di aziende che risultano non in linea con gli standard di sicurezza ed è inconcepibile che tra le vittime di infortunio sul lavoro vi siano ragazzi giovanissimi. Il lavoro irregolare deve essere contrastato in tutti i modi, la legislazione è puntuale, sta a tutti gli interlocutori attuarla e rispettarla. Immediato l'intervento anche dei sindacati. Per la CGIL esiste anche un problema culturale dei lavoratori unito allo stato di necessità che spesso li costringe ad accettare ed eseguire un lavoro anche in condizioni di estremo rischio. Questa volta il datore di lavoro è un soggetto pubblico, la regione, per cui ancora più grave ed urgente diventa accertare omissioni e responsabilità. E poi la UIL. In provincia di Agrigento negli ultimi anni troppi lavoratori sono morti sui posti di lavoro. Non è possibile che questa conta crudele ed immane nel 2017 debba toccare ancora la provincia agrigentina e da lavoratori realmente incolpevoli. Secondo i dati elaborati dall'Osservatorio Vega, dati aggiornati al 31 agosto scorso, sono 38 i morti sul lavoro in Sicilia. La regione si piazza così al 4° posto. In provincia di Agrigento si sono invece registrate 2 morti bianche nel 2016 e 4 nell'anno precedente e il 2017 ne ha registrate almeno 4.